Ciao, in questo video voglio parlarti di un topic che mi sta molto a cuore, si chiama l'ipnosi, ipnosi clinica, che è molto diversa dall'ipnosi da palco. Parleremo di come funziona l'ipnosi, in particolare tre aspetti per cui funziona l'ipnosi. Questo è un video che ti farà capire che ci sono veramente tante soluzioni, differenti soluzioni che hai provato fino ad oggi per ritornare a stare bene. Se soffri da dolori persistenti, questo video ti darà delle informazioni molto interessanti e in particolare in questo video parlerò di tre modi per cui l'ipnosi funziona, in particolare la psicologia della mente, l'interazione sociale e cognitiva e dal punto di vista biologico, perché funziona, cosa succede. Questo è uno dei tre video dell'ipnosi, della serie di ipnosi. Nel secondo video ti parlerò dei suoi miti, dei miti dell'ipnosi, e del terzo video parlerò dei passi per entrare nell'ipnosi. Questo è un video educativo, non ti spiegherò delle tecniche particolari da usare in questo video. Devi capire questo per capire poi come usarla, l'ipnosi. Non ti spaventare, l'ipnosi clinica è molto differente dall'ipnosi da palco. Infatti l'ipnosi da palco ti usano praticamente come un burattino, cioè il cliente o la persona che subisce l'ipnosi viene usata come fosse un burattino. No, l'ipnosi clinica è una terapia vera e propria che viene usata in psichiatria, nella psicologia, e in questo momento sento che sta arrivando anche per terapie molto importanti, sulle terapie da dolori persistenti, dolori cronici. È molto simile alla mindfulness. Adesso ti dirò perché si differenzia dalla mindfulness e secondo me perché è più potente della mindfulness o della meditazione classica. Prima di iniziare il video andiamo alla piccola sigla. Ok, parliamo di ipnosi. Chi sono io per dirti questo? Sono Veneziano Alessio, sono un terapista e fondatore di Veneziano Therapy. Sia questo canale YouTube che la mia attività su venezianotherapy.com si basa su darti gli strumenti per riequilibrare il tuo sistema nervoso, quindi abbassare i livelli di ansia e di dolore, se non curare il dolore persistente, per ritornare all'attività che hai sempre amato, in completa sicurezza, senza farmaci, senza terapie manuali o passive. Quindi parliamo dell'ipnosi. Perché ti parlo di questo topic? Ho provato l'ipnosi su di me da diversi anni. Nel 2022 ho subito un incidente stradale che è stato molto, traumatico, sia a livello fisico che a livello mentale. È stato un incidente stradale molto potente in cui io e la mia ragazza eravamo insieme nella macchina, c'è arrivata siamo stati tamponati dal retro della nostra macchina a 175 e abbiamo perso coscienza. Quando mi sono svegliato ho visto qualcosa che per me non aveva, senso di vedere, nel senso è stato un evento molto traumatico, non capivo cosa era successo e nei giorni successivi comunque non mi ricordavo nulla dell'evento, a parte il fatto che stavo guidando. Quando ho provato l'ipnosi con un ipnotista abbiamo cercato di tranquillizzare il corpo, perché il mio inconscio sapeva cosa era successo, aveva registrato tutto l'evento, ma io coscientemente non me lo ricordavo. Il mio subconscio sì. Con una sessione di ipnosi sono riuscito a stare molto meglio nei giorni successivi. Da lì ho iniziato a studiare l'ipnosi per me stesso, facendo dell'autoipnosi su di me. L'ho utilizzata sia per l'ansia che per altre situazioni in cui magari mi vedevo parlare ad un pubblico, quindi entravo nell'ipnosi per settare il mio corpo e la mia mente che era pronta a parlare ad un pubblico. Io sono una persona molto timida, quindi per me parlare in pubblico non è un qualcosa di normale, penso per tutti, ma per me in primis mi mette molta ansia, e quindi con l'ipnosi sono riuscito veramente a sbloccare questo carattere, no? Timido, che
però in realtà adesso può fare molte cose rispetto a prima. Ovviamente per l'ansia, in primis, no? Modificare l'ansia. Lo si può fare per modificare il dolore. Se soffri di dolori persistenti, ti consiglio di provare la mia auto-ipnosi, self-hypnosis su una sessione YouTube che ho creato poco tempo fa, qualche mese fa, ha avuto molto successo. Molte persone mi scrivono che veramente in 10 minuti si sono sentite molto meglio sul dolore ed erano da diversi anni che soffrivano di mal di testa, dolore. Ed è semplicemente una sessione che devi semplicemente ascoltare e vedere cosa succede dopo, ed è assolutamente sicura, ok? Quindi parliamo di ipnosi clinica. 3 modi per cui funziona. La prima parte, che è molto semplice da capire, anche se i termini sono magari difficili, psicologia della mente, cioè il nostro ego, okay? Il nostro ego è comandato dal nostro subconscio, degli eventi che sono passati, di quello che credi, di quello che sia giusto, però tutte queste cose che tu credi che siano giuste sono modificati da quello che dalle tue esperienze passate. Quindi cosa succede nell'ipnosi? Offuschiamo per un momento il tuo ego, quello che sia giusto, quello che devi fare, e facciamo fare alla mente, al tuo cervello, quello che è capace di fare, già con i suoi strumenti. Infatti ci sono delle attività cerebrali che vengono attivate, le chiamo subunit 1, 2, 3, ce ne sono diverse. Ovviamente quando fai un'azione non c'è solo una parte del cervello che lavora, ma ci sono tutte le parti del cervello che lavorano in interazione tra loro. Quindi offuschiamo la parte dell'ego, di quello che credi, di quello che sia giusto, e attiviamo le altre subunit, ok? Questo è quello che succede nella parte della psicologia e della mente. Questo è quello che devi sapere, senza andarci a complicare la vita. La parte centrale, social interaction, sociale e cognitiva. Quindi le persone tendono a fare quello che ci aspettiamo da loro. Un terapista che è davanti a te, un ipnotista, ti dice delle cose e tu sei suggestionato da quello che ti dice, quindi non stai tanto lì a pensare lo faccio o non lo faccio, perché la parte dell'ego viene offuscata, sei in uno stato comunque di trance, uno stato molto rilassato, dove non devi pensare troppo, e quindi questa parte qui tra due persone che parlano, si interagiscono da loro, questa connessione fa sì che entri in uno stato di suggestione. Molte persone pensano l'ipnosi mi fa paura, ma tu sei ipnotizzato praticamente tutti i giorni. Pensa alla TV, sei ipnotizzato, pensa quando sei in macchina e stai semplicemente, non stai pensando alle marce che stai mettendo, non stai pensando a come muovi i piedi perché lo stai facendo da diverso tempo, da diversi anni, sei in uno stato di trance, sei in uno stato di ipnosi, ok? Quindi il termine ipnosi in realtà fa paura, ma se pensi a stato di focalizzazione, di focus, stato di flow, non ti fa paura. Quindi vedi che il termine che ti sto dicendo è il problema, ok? Quindi per un momento mettiamo da parte il termine ipnosi e capiamo come funziona, perché ti dà un immenso beneficio saperlo. La terza parte, Brain Psychology, perché funziona dal punto di vista cerebrale del cervello, è che calma l'attività neurale del cervello. Il nostro cervello funziona a impulsi chimici ed elettrici e sono sempre gli stessi, sempre nelle stesse vie, quindi si crea un default mode net. Molte volte infatti quando tu rimugini sulle stesse cose, sui stessi problemi, negli stati depressivi questo succede, si vede che l'attività neurale è sempre la stessa, e quindi per modificare questa attività neurale bisogna entrare comunque in uno stato di quiete prima di tutto, perché ovviamente se rimugini il cervello sa fare quello benissimo e lo stai imparando benissimo, e l'ipnosi cosa ti rende in uno stato di quiete, di flow, di trance, per poi modificare queste vie neurali, ovviamente con le suggestioni del terapista su quello che senti o su quello che vedi, ok? Visualizzazioni, e non è solo visualizzazione, puoi usare tutti i 5 sensi nell'ipnosi.
che ha molto più effetto che usare solo la visualizzazione, giusto? Ho l'udito. La differenza tra meditazione e ipnosi è che la meditazione è uno stato di profondo rilassamento dove sì c'è una attività cerebrale più bassa, quindi c'è un relax del corpo, ma l'ipnosi non è solo questo, ti dà anche l'obiettivo, ti mette in una carreggiata dove sei tu a creare qualcosa, sei tu a creare dal punto zero. Per esempio, o se ho la fobia di andare in mare aperto, la fobia di nuotare in mare aperto, ok, entro in uno stato ipnotico e mi vedo nuotare in mare aperto, quella cosa l'ho già fatta, è una sorta di visualizzazione, quindi l'ipnotista mi guida su quella parte lì, su quella parte che il mio ego non vuole vedere, vuole rifiutare. Uso l'interazione sociale col terapista, con la voce del terapista, per calmare l'attività neurale e modificare questo default mode network. Sembra una cosa semplice, non lo è, in realtà lo è per il tuo cervello, non lo è magari per il terapista che ti guida. Questo però sono passi settati, sempre schematici, che bisogna fare, e ci sono dei modi per entrare nell'ipnosi. Se vedi una delle mie meditazioni di ipnosi, capisci che c'è sempre un primo step, un secondo e un terzo step. Quindi entri nell'ipnosi, procedi con l'ipnosi ed esci dall'ipnosi. Questo non devi saperlo se non sei interessato comunque a studiare l'ipnosi. Se sei invece interessato solo a modificare il tuo stato mentale e corporeo attraverso questa terapia, ti serve solo sapere come funziona. Nei prossimi video parleremo dei miti dell'ipnosi e dei passi per entrare nell'ipnosi. Ti assicuro che ti darà un sacco di benefici provare questa tecnica, e se non te li dà non hai perso niente, perché è tutto diciamo gratuito ed è sicuro. Ovviamente ti invito a provare l'ipnosi con solo persone che hanno un background medico, terapeutico, ok, che lo usano per un qualcosa di clinico. Sull'ansia, sul dolore, se soffri di dolore, è una cosa che ti invito a fare, di provare. Per adesso è tutto, spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto scrivimi nei commenti, se vuoi sapere qualcosa in particolare dell'ipnosi scrivimi nei commenti, perché magari nei prossimi video ne parlerò. Io sono Alessio Veneziano. Se vuoi saperne di più su quello che faccio e su come posso aiutarti, vai sul mio sito web venezianotherapy.com o semplicemente iscriviti alla mia newsletter venezianotherapy.com/iscriviti, vedi tutto in descrizione. Per adesso è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.